L'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento ha conferito il premio internazionale Antigone a Niccolò Mannino, fondatore e presidente del Parlamento della Legalità. Il conferimento del premio si è svolto contestualmente ad una tavola rotonda sul tema Falcone, Borsellino, Padre Pino Puglisi, Auschwitz, Empedocle, Iqbal Masih. Ritornare sempre ad Agrigento e trovare questo segno di affetto e di ammirazione mi commuove realmente. Sì, quando mi è stato detto di questo premio internazionale Antigone, Giustizia e Legalità, ho subito pensato al grido di San Giovanni Paolo II quando disse: lo dico ai responsabili, verrà una volta il giudizio di Dio. E quindi quell'eco di verità e giustizia ancora una volta deve chiamare tutti quanti a raccolta per scuotere le coscienze di chi crede realmente che la lotta ai carnefici di Cosa Loro va fatta nella quotidianità e nella semplicità di vita. Noi da anni, grazie al vicepresidente del Parlamento della Legalità Salvatore Sardisco, stiamo condividendo in tutta Italia un messaggio di speranza e quindi, l'ho già detto alla stampa, questo premio lo dedico principalmente agli ultimi, ai giovani, a coloro che sono sfiduciati, a coloro che non credono più in nessuna realtà, a coloro che credono che forse bisogna mettersi in gioco. E quindi l'appello che voglio fare ritirando questo premio internazionale Antigone, Giustizia e Legalità è quello di dire: mettiamo insieme le cose più belle che portiamo nel cuore, condividiamo insieme la speranza e facciamo in modo che i nostri giovani nel guardarci negli occhi comprendano la bellezza di essere credibili, come disse Rosario Livatino. Quindi ai giovani, agli ultimi va questo segno di riconoscimento che oggi ritiro qui ad Agrigento. Rientriamo in gioco di nuovo dopo pandemia a ritirare questo premio internazionale Antigone. Noi siamo orgogliosi perché il nostro cammino da oggi inizia di nuovo, perché noi siamo prossimi al prossimo convegno del 9 e 10 luglio a Monreale. E che dire, grazie all'associazione per questo gesto nei nostri confronti e a noi dà una carica per andare avanti e proseguire il nostro percorso nella cultura della legalità. L'idea di questa mia breve comunicazione riguarda il fatto che queste due figure, a parte sono particolarmente intrecciate anche dal punto di vista delle date, dei tempi, della loro vita e anche della loro morte, ma soprattutto sono state due figure che hanno innescato dei processi. Cambiare si può, cambiare è un processo molto lungo, occorre veramente comprendere bene la realtà in cui si vive e poter davvero in quella maniera indicare delle vie nuove. Falcone l'ha fatto dal punto di vista della giustizia, dell'ordinamento giudiziario anche nazionale, e le sue intuizioni sono state fondamentali per la lotta alla mafia che poi, grazie a Dio, è arrivata a degli ottimi risultati. E il beato Pino Puglisi, nella semplicità del Vangelo, ha proprio dato la testimonianza che vivere il Vangelo è veramente qualcosa di profondamente trasformante, provocatorio, sovversivo e apre sentieri nuovi, soprattutto per i giovani. Il canto per Francesca è un requiem scritto in onore di Francesca Morvillo, ossia la moglie di Giovanni Falcone, morta anche lei durante la strage di Capaci. Abbiamo voluto, attraverso quest'opera teatrale, quindi attraverso la poesia, rinnovarne la memoria, rendendo questa giustizia della dimenticanza, la dimenticanza di questa donna che adesso dorme da sola al cimitero dei Rotoli, mentre la salma di Falcone, come tutti sappiamo, è stata trasferita alla Basilica di San Domenico, come meritava ovviamente. Però questa donna è rimasta sola anche nella morte. E quindi attraverso quest'opera io ho voluto ricordarla, cioè farla tornare, perché la poesia ha questo grande compito.